Buonasera, buonasera a tutti. Una confidenza personale, non avrei mai pensato di essere presente il 15 di dicembre a Chievolis in un avvenimento come questo. Ritornando a Chievolis, io adesso non so datarlo esattamente, ma circa 45 anni dopo che sono stato l'ultima volta. Ma questo mi ha consentito anche però di vedere un qualcosa, veramente collegato con il tema della serata di questa sera. Cioè, un borgo stupendo, con abitanti che hanno tanta volontà di fare, ma che sono pochissimi, abitano in un borgo che una volta aveva centinaia e centinaia di persone che abitavano. Dove sono andati tanti di questi? Sono andati all'estero. E le fasce pordenonesi nel mondo è una delle associazioni della nostra regione che si occupa di tenere il collegamento sia con l'emigrazione storica, quella che ha visto poi, credo gran parte no, dei chievolani, poi non solo insomma, ma anche quelli di Tremonti, non solamente quelli di Chievo, anche quelli di Tremonti di sopra e di Tremonti di sotto, perché ogni tanto, come dire, parliamo no, con queste persone nel nostro compito che è quello di tenere i rapporti. Quindi dovete pensare che i primi flussi migratori sono subito dopo l'unità d'Italia, quindi stiamo parlando del 1870, 72, 73. In Brasile quest'anno ci sarà la festa nazionale dei 150 anni delle migrazioni italiane in Brasile, quindi stiamo parlando. Noi cerchiamo di tenere vivi i rapporti delle comunità pordenonesi, perché noi ci occupiamo principalmente dell'emigrazione pordenonese, ma non trascuriamo, anzi cerchiamo di essere presenti anche nella nuova cosiddetta nuova emigrazione, cioè migliaia di giovani che ogni anno partono e vanno a lavorare all'estero. Chi per bisogno, pochi, chi per fare carriera, chi perché trovano all'estero condizioni di lavoro migliori di quelle che trovano in Italia, ma non migliori perché magari si guadagna di più, perché all'estero c'è un'organizzazione meritocratica più importante che non quella che c'è in Italia, dove molto spesso va avanti chi non merita e resta indietro chi merita. Detto questo, la chiudo qua perché parlando di emigrazione, poi sull'emigrazione saranno stati scritti migliaia di volumi, giustamente. Abbiamo anche voluto, come fasce pordenonesi nel mondo, riprendere questa serata. Adesso non so se sono collegati, è sempre un po' difficile avere collegamenti in diretta dall'estero perché gli orari cambiano. In America adesso non so che ore siano, ma insomma più o meno sono 6-7 ore in anticipo. In Australia siamo già domani, quindi però tutto questo viene pubblicato poi nel nostro sito e viene messo a disposizione di tutti coloro che vogliono vedere. Noi abbiamo comunicato a tutti i nostri segretariati che c'è questo avvenimento e vedevo che tra di loro si parlavano, ovviamente con gli strumenti moderni, WhatsApp, eccetera, eccetera, per avvertire. Quindi c'è una diffusione sicuramente importante. E quindi abbiamo voluto proprio avere una trasmissione per ricordare questo momento chievolano, no? Che abbraccia, diciamo virtualmente, tutta la Val Tramontina, no? Chievoli sta quasi nel mezzo, posso dire una roba di questo genere, sindaci? Ecco, sta nel mezzo e quindi simbolicamente rappresenta un po' tutta la vallata. Ma ringrazio veramente la società operaia, perché, ripeto, questa è una iniziativa un po' inaspettata che abbiamo inserito nei nostri progetti un po' più tardi dopo che lei e la Luisa avevate progettato questo momento. Quindi un grande ringraziamento a nome
delle fasce e approfitto, sì, poi ci sarà anche la relazione del professor Macora che ci intratterà su una parte un po' particolare, no? Possiamo dire, di noi, perché gli emigranti è parte di noi, anche se no, sono andati all'estero tanti anni fa. E niente, ancora grazie per aver organizzato questa serata. Le porte delle fasce sono sempre aperte per chi ha suggerimenti da fare, per chi ha la possibilità, no, noi siamo a disposizione. Dobbiamo, ecco, magari sapere che qualcuno ci dica se c'è qualche chievolano, qualche migrato di Tramonti in giro per il mondo, di mettersi in contatto con noi. Noi qui continueremo ancora a svolgere quell'azione di collegamento che molto spesso viene meno, ma che consente, come diceva la sindaca prima, anche di mantenere vive le radici, no? Mantenere vivo quel legame che gli immigranti non hanno dimenticato, ma che spesso non trovano il canale dove poter sviluppare i loro ricordi, perché gran parte degli immigranti, ricordiamoci, cioè stiamo parlando dei discendenti, no? Dei figli e dei nipoti. Bisogna a questi trovare. Concludo dicendo che alla fine ci sarà anche un messaggio della dottoressa Lambiase, che è incaricata dalla regione di gestire il progetto il turismo delle radici, ma dopo lo dirà lei. È un progetto che riguarda la possibilità di usufruire nei paesi più piccoli, quindi non Venezia, Roma, ma dei bonus, dei pacchetti per coloro che sono emigrati tanti anni fa e vogliono tornare nei paesi da cui sono partiti. Buona serata, scusate se ho dovuto tenere qualche minuto in più. Grazie. Bene, buonasera. Da parte ancora delle fasce che ha curato questa seconda parte della serata. Vi sembrerà un po' strano cominciare a parlare di leggende, di Sbirls, di Aganis, cosa c'entra con l'emigrazione. Vi dico semplicemente da dove è partita quest'idea di questo tema e di questo argomento. Tra le varie attività che noi proponiamo ci sono anche dei corsi di italiano per i nostri corregionali all'estero. Ci sono dei corsi di conversazione per chi ha fatto il primo, il secondo corso e può una volta ogni 15 giorni collegarsi. Saluto anche 20-30 persone che sono collegate in questo momento da tutto il mondo e che stanno seguendo questo evento. Approfitto per salutarle e molte di loro, forse alcune, non so, non ho visto, adesso Paola mi manda chi sono, alcune di loro regolarmente ogni 15 giorni si incontrano con la professoressa Elena Marzotto, che è una volontaria e una socia delle fasce, per chiacchierare di quello che succede qui in Italia, delle nostre tradizioni, della nostra cultura del Friuli Venezia Giulia. E lei dice sono molto curiosi all'estero di conoscere anche le storie o di sentire o risentire le storie che magari ascoltavano in casa dai loro nonni o dalle persone più anziane. Allora abbiamo pensato di avvalerci dell'esperienza del professor Ermacora, che di queste cose ne sa qualcosa, e così abbiamo pensato di fare questa proposta a Resi e al gruppo della società operaria che ha organizzato questo evento, proprio per così fare qualche cosa forse anche un po' di diverso, ma che ha a che fare sicuramente con l'emigrazione, no? Con queste relazioni, questi rapporti che tentiamo di mantenere. Ecco, questa era un po' la premessa del
perché perché questo tema e quale collegamento con l'emigrazione. Io dico solo 2 parole per presentare il professor Ermacora e le leggo, che così non perdiamo tempo. Io, sì, come al solito, siamo chiacchieroni, no? Allora, Davide Ermacora ha conseguito un dottorato in cotutela in antropologia nel 2017 presso l'Università di Torino e l'Università Lumière Lyon 2. È insegnante di italiano alle 2 nel sistema scolastico italiano dal 2019 e tiene lezioni di antropologia delle religioni presso l'Università di Torino dal 2020. I suoi interessi di ricerca includono la storia delle religioni, i sistemi di credenze soprannaturali e le leggende tradizionali e contemporanee. Fa parte del comitato editoriale di Quaderni di Semantica dal 2015 ed è membro della International Society for Folk Narrative Research dal 2017 e della Società Italiana di Storia delle Religioni dal 2011. Dirige insieme a Simon Young, si dice così? Ecco, la serie accademica Exeter New Approaches to Legend, Folklore and Popular Belief, pubblicata dalla Exeter University Press del 2022. Recentemente ha co-curato con Young un volume sugli esseri fatali sociali in Europa e sempre con Young sta ultimando la curatela di una miscellanea di studi sui challenging, bambini soprannaturali, spesso fate e demoni, lasciati al posto dei neonati umani rapiti dalle loro culle. No, ecco, sì, va bene. È per incuriosirvi un po' adesso, anch'io sono curiosa di sentire cosa ci dirà. Ecco, di che cosa parlerà stasera? Noi le abbiamo chiesto di parlarci, di raccontarci un po' qualcosa del folklore e delle credenze popolari rispetto a questi esseri immaginari in Friuli. E dopodiché ti lascio la parola e la sorpresa per tutti. Allora, vabbè, mi sentite? Sì? Allora, grazie Luisa, che sviolinata, non volevo davvero, quando mi ha chiesto una biografia, non pensavo la leggesse. Comunque, no, va bene. Poi se avete domande potete farmele, per carità, so che sono temi un po' strani. Allora, di fatto io non campo di questi studi, ok? Come ha detto, insegno italiano agli stranieri, però sono appassionato, diciamo un piedino anche nel mondo accademico, ok? Nel mondo che studia un po' queste cose di cui andremo a parlare, queste ed altre naturalmente. Allora, vedete, allora staremo insieme un 35 minuti, se ce la faccio, poi ci sarà del tempo per delle domande, se ne avete naturalmente. Dunque il titolo è questo che ho pensato: Gli esseri magici del Friuli, un viaggio nella fiaba da Gnò Pais. Allora vedete, qui io sto citando Novella Cantarutti, che non credo abbia bisogno di presentazioni, poetessa, studiosa di tradizioni popolari, non è una chievolana ma una navaruntina, credo che si dica così. Va bene. Ok, grazie mille. Allora, vedete, questa è una citazione di un saggio del 60 su questi temi, sugli esseri che io ho chiamato qui magici. Dopo dirò qualcosa a proposito. Vedete, Stris e Magus, Fadi e Macciaroi, dice Novella Cantarutti, appartengono al passato a quella che io amo chiamare la fiaba dal Gnò Pais. Ok? Quindi ci inseriamo in un mondo che è il mondo del c'era una volta. Ok? Ce lo dice Novella Cantarutti, che sarà stasera un po' la guida, ok? di questa conferenza, chiamiamola così. Allora, aspettate, io sono tecnologico, c'ho questo. Fantastico. Allora, scontatissima metafora del viaggio, scopriremo insieme le antiche storie del Friuli, in particolare del Friuli occidentale, dove siamo adesso, gli esseri magici che popolavano, qui uso
il passato, le nostre valli e come queste storie sono state, diciamo, raccolte, documentate e anche analizzate. Allora, vedete, ho messo un'altra citazione di Novella Cantarutti, sempre tra l'altro dello stesso saggio. Allora, Novella Cantarutti è nata nacque nel 1920, è morta mi sembra nel 2009, vedete, aveva 40 anni, era una donna adulta, matura. E questo è un articolo su credenze, se non erro, su il Mazzarò di Bosco, vabbè, una specie di folletto, ne parleremo dopo. Lei dice notizie intorno alla stregoneria, ad esseri mitici, alla superstizione in genere, a Navarons ne ho raccolte poche. Allora, so che sto parlando di Navarons, spero che i sindaci qua mi lascino, diciamo, però questa frase è importante per 3 motivi. Innanzitutto lei utilizza, vedete, la frase esseri mitici, io li ho chiamati esseri magici, c'è chi li chiama esseri fantastici, c'è chi li chiama creature soprannaturali, va bene, ci capiamo, diciamo, nel senso che c'è un senso comune che è qualcosa che è alternativo a una realtà, diciamo, oggettiva. Siamo su un altro campo, il campo si potrebbe dire dell'immaginazione, della fantasia, del mito. Poi certo definire le cose non è facile, è un po' difficile, però per ora ci accontentiamo. Vedete, lei parla di stregoneria, esseri mitici e superstizione, raggruppa questi argomenti. Sono degli argomenti, io credo, molto affascinanti, interessano a me, interessano, credo, anche a voi, al pubblico, hanno interessato i ricercatori da tantissimo tempo, da almeno l'Ottocento che i folcloristi, si chiamano così, diciamo, studiano, registrano queste cose qui, stregoneria, esseri mitici, superstizione. Vedete, ci muoviamo in un campo che è un campo un po', come dire, negativo, un campo dove è quello che non è quel qualcos'altro. Cos'è qualcos'altro? Per esempio la religione, tra virgolette, ufficiale, il cristianesimo, superstizione, no? Quello che sta sotto, cosa sta sopra, la religione. Allora, Novella Cantarutti era interessata a questo, anch'io per carità, assolutamente sì. In più il terzo elemento, diciamo così, di questa frase da sottolineare è il verbo raccogliere. Vedete, Novella Cantarutti dice, beh, storie ne ho raccolte poche su questi argomenti. Allora raccogliere credo sia un verbo che in qualche modo è collegato a una sfera dell'agricoltura, si raccoglie un frutto dall'albero, si raccolgono, non so, i fiori, i cacciatori raccoglitori, forse l'avete sentito, gli uomini cacciano, le donne raccolgono, è un mito naturalmente, uno dei tanti miti che impariamo a scuola, non è così semplice, anche le donne aiutavano a cacciare. Comunque c'è questo verbo, Novella Cantarutti era una straordinaria raccoglitrice. Allora io qui oggi ho portato questo libro, lo conoscete già, immagino, è un testo uscito nel 2001, è un libro, un tomo poderoso a 600 pagine, Oce Grambiela Vintura, testi di tradizione orale tra il Meduna e le convalli. Allora, Novella Cantarutti ha raccolto appunto le storie di questa zona più o meno, in senso diciamo lato, in particolare il folklore, la tradizione orale di Frisanco, Poffabbro, Navarons, ma anche Chievolis, di questo parleremo più avanti. Allora, vedete, questo è un libro importante per una serie di ragioni, tra cui la seguente. Novella Cantarutti era assolutamente interessata al legame tra ambiente e tradizioni. Abbiamo appena sentito un bellissimo intervento sul legame tra ambiente e migrazione, naturalmente c'è anche, diciamo, ci sono anche le storie di quelli che rimangono. Ecco. Cosa vuol dire questo? Beh, vuol dire che lei, come poi ha fatto Maria Grazia, lei registrava, diciamo, le biografie, registrava le storie dei portatori della tradizione e quindi faceva, si dice, storia orale. Faceva delle domande, era interessata, abbiamo detto, a cosa. La prima metà di questo libro è fondamentalmente dedicata a questi esseri mitici, fantastici, che dir si voglia. La seconda metà è più improntata, direi, sulle preghiere, cantilene, diciamo testi poetici, religiosi.
il cui scampoli lei si è affrettata, diciamo, a documentare. La prima parte è quella che ci interessa. Allora, Novella Cantarutti ha iniziato a occuparsi di queste cose nel 1946, fino al 2000, quindi quasi 60 anni. Quando lei andava a intervistare, e in questo libro lo documenta perché lo dice, c'è una bellissima prefazione, eccetera, lei naturalmente chiedeva a queste persone, chiedeva per esempio la loro storia, di presentarsi, e la storia delle persone è una storia appunto dell'ambiente, è anche una storia che sfocia nella storia dell'economia del posto, perché è una storia innanzitutto naturalmente locale, c'è sempre una connessione tra ambiente, paesaggio, economia, nel senso come queste comunità si sostenevano e via dicendo. Quindi è un punto molto molto importante. Novella Cantarutti era una chiamiamola antropologa o folclorista che dir si voglia, molto attenta al contesto locale. E il contesto suo in particolare è il contesto della Val Meduna. Non solo, poi lei si è occupata anche, diciamo, della Carnia, ma comunque questo qua è un po' il testamento delle sue ricerche su queste zone. Allora, volevo leggere una parte della sua prefazione. Lei dice... Allora, vado giù che sono alto. Allora, lei dice Navarontini sono presenti ad un certo punto nella sua prefazione fin dalla seconda metà dell'Ottocento. Dice qualcosa non dissimile da quello che abbiamo sentito per Chievolis. Lei parla però di Navarons. Dice sono presenti negli Stati Uniti, in Canada, nel Sud America. Qualcuno raggiunge l'Australia, la Nuova Zelanda, la Cina, l'India, le Filippine, il Sudafrica, senza contare i paesi dell'Europa e del bacino del Mediterraneo, Germania, Belgio, Grecia, Romania, Austria, Inghilterra e via dicendo. Prima si parlava, mi sembra, di Persia, Turchia, Canada, America, Sud America. Siamo lì. Allora, ambiente, territorio, le persone si spostavano. Adesso, magari se noi non lo sappiamo, ma camminiamo, diciamo, su questi borghi che sono dei borghi fondamentalmente silenti, abbandonati o comunque insomma dove le persone non sono presenti ogni giorno, ahimè la maggior parte no, e ci chiediamo magari ma come potevano vivere in questo villaggio, com'era possibile? Allora chiaro, non era una vita semplice naturalmente, ed è una vita anche contrassegnata dallo spostamento. Stiamo parlando proprio del fenomeno della emigrazione. L'emigrazione può essere lontana, ma può essere anche un'emigrazione più vicina. Può essere un'emigrazione verso la pianura, Spilimbergo, Pordenone, Magnago, ci sono tante persone, credo, qui che hanno ormai casa Magnago, preso casa Magnago, ma anche Venezia, Trieste. Allora, lei lo dice, ad un certo punto dice, non è difficile ritrovare echi di questa migrazione nei testi che io raccolgo. Naturalmente stiamo parlando di parole, diciamo così, dei dialetti, ok? Della lingua. Ma questo dà un po' l'idea di come le storie si muovevano, le persone si muovevano, le persone si portavano appresso le storie, le persone potevano anche portarsi appresso non storie, nel senso che potevano anche non raccontare, però dà l'idea, diciamo, di tutto questo, di questa rete che è importante tenere a mente quando si conducono questi studi. Allora, aspettate. Ok, allora, per andare dritti, diciamo, un po' al punto. Allora, di solito si fa così, c'è una rosa di sospetti, ok? Quando si parla di creature fatate, magiche, che dir si voglia. Sono una dozzina, in realtà sono di più, ma tanti, come dire, non raggiungono, non saltano alla ribalta, non raggiungono notorietà. Perché? Perché rimangono locali. Non so, lo spauracchio di cui si parla in un villaggio, ma non in tutta la valle, e via dicendo. Chiaro che se io non pubblico un articolo sullo spauracchio, oppure se lo spauracchio rimane sepolto in un articolo specialista, dello spauracchio non si conoscerà nulla. Qui ci sono alcuni invece esseri mitici, fantastici, abbastanza noti. Ne ho messo questi, se ne potevano mettere altri. Allora, le agane, sicuramente tutti le avete sentite, sono un po'
state assunte forse a simbolo di queste tematiche per quanto riguarda il folklore friulano, fate delle acque si potrebbero definire. Dopo torniamo sulle Agane, l'ecomuseo, il ristorante, band musicali, credo ci sia una band metal che si chiama Aganis o qualcosa del genere. Vedete, sono ormai state diciamo così, cotte in tutte le salse. Il Venca, l'incubo. Allora, qualche volta io mi ritrovo a parlare di questi argomenti con amici, conoscenti e spiego che sì, c'è anche l'incubo, che l'incubo diciamo è uno spirito malevolo, un demone. Gli occhi vengono strabuzzati. Perché? Perché noi siamo soliti pensare agli incubi diciamo secondo un paradigma medico-psicologico. È il sogno cattivo generato dall'ansia, dallo stress e genera a sua volta paura, stress, eccetera. Sì, tutto ciò è bellissimo, ma se noi andiamo a prendere i testi antichi o se andiamo col registratore, adesso magari no, ma se andavamo a raccogliere come ha fatto Novella Cantarutti, subito ci si imbatte sull'incubo come essere malevolo. Allora vedete quel quadro sotto lì, è famosissimo, è un quadro di fine Settecento di Fuseli, un pittore interessato al folklore. Qui vedete c'è quell'essere umanoide, scimmiesco, che poggia e seduto sopra il petto di questa donna languida, in realtà lei sta dormendo. Allora vedete c'è una carica sensuale in tutto questo. C'è anche un cavallo lì che sta fermo. Allora questo è un quadro famosissimo, è stato scritto tantissimo, ma questo è l'incubo, è quella roba lì. L'incubo, uno dei nomi dell'incubo è Cialciut, colui che preme in friulano, cauchemar in francese, vuol dire la stessa cosa. L'incubo di fatto si siede sopra e toglie il respiro. Forse non avete mai sentito, però è molto presente in realtà nei testi della tradizione. Allora c'è il Maciarul, il Mazzarò di Bosc, l'ho già evocato prima. Vedete qui ci sono due aspetti, spiritello burlone. Cosa vuol dire? Per esempio io cammino nel bosco, accidentalmente calpesto l'orma del Maciarul, perdo l'orientamento, mi ritrovo dall'altra parte della valle dove non volevo andare. Ci sono testi, molti testi che la mettono diciamo su questo piano, ma è anche in un certo senso un servitore domestico. In particolare la sua attenzione si focalizza sulla stalla, che è una specie di prolungamento della casa, dove stanno gli armenti, dove stanno i cavalli, e lui in particolare striglia le bestie, le accudisce la notte, naturalmente quando tutti dormono. Si può vedere che ha visitato la stalla, per esempio, perché lascia magari una treccia, cioè come dire, la criniera del cavallo è torcigliata. Ma c'è anche l'orcolat. Allora anche qui, gigante delle montagne e folletto dispettoso. Allora, quando noi, e Novella Cantarutti lo sa bene, quando noi ci approcciamo ai testi, in realtà vediamo una gran confusione. Non è così semplice usare l'esprit de géométrie, si dice, cioè andare lì col gogno a tagliare. L'orco, vedete, può essere un gigante delle montagne, un piede su una montagna e l'altro sul campanile, e magari fa la pipì se tu passi sotto. Ci sono dei testi che dicono così. Ma può essere anche un folletto dispettoso. Una donna cammina nel bosco, trova un gomitolo di lana, fantastico, la lana è importante, prende il gomitolo, se lo mette in mezzo al petto. Ad un certo punto sente una voce che dice tocco tettine, il gomitolo salta fuori e scompare. Era l'orcolat. Allora, vedete l'orcolat che si tramuta in qualcos'altro, è un folletto dispettoso. Allora, uno dei punti del folklore è questo, le funzioni rimangono, le teste cambiano. Cosa vuol dire? Per esempio la figura del folletto si può chiamare orco, in questo caso l'orco può anche essere una specie di spirito burlone, ok? Ma può anche essere il Maciarul, cioè di fatto si confondono, questo lo dice lei, l'hanno detto prima, insomma è abbastanza presente questa come si dice, questo complesso nebbioso in cui è difficile veramente capire bene che cos'è, per esempio, l'orco. Un altro sospetto di cui forse si parla di meno è la magne.
Magne da forse amina, latino, zia, è uno degli zoonimi parentelari del folklore, ce ne sono tanti, cioè gli animali hanno dei nomi parentelari. Serpente mitico, cosa fa? Ciuccia la mammella delle vacche. Allora i serpenti non possono ciucciare, non possono digerire il latte, non hanno il diaframma, quindi è impossibile da un punto di vista meccanico, biologico. Eppure ci sono tantissime storie diffuse in tutta Eurasia, io ho studiato questo tema, che è un po' curioso, ma l'ho studiato, per cui il serpente ama il latte, è un succhiatore di latte. Attenzione, può succhiare anche seni femminili. Ci sono tantissime storie di donne che allattano un bambino e ad un certo punto il serpente si sostituisce al bambino, la donna non si accorge e il serpente poppa. Vabbè, questa è la magne e il serpente può anche essere volante. Allora ci sono il basilisco, forse avete sentito questa parola, può essere un serpente volante che ha delle capacità, diciamo, sovrannaturali, per esempio ha uno sguardo con cui può far cadere gli uccellini, eccetera. Allora queste storie erano vissute intensamente e forse lo sono ancora. Un mio caro amico, Cesare Poppi, antropologo, lui abita nella valle ad Alpago, non lontanissimo, diciamo, se si potesse volare potremmo andare rapidamente ad Alpago. Beh, 2 o 3 volte lui come dire, ha visto gli alpini, nella sede degli alpini locali, letteralmente scannarsi a proposito del basilisco, del serpente volante. C'era chi diceva sì, io l'ho visto, ero in trattore, l'ho visto il serpente volante, e quell'altro ma no, eri ubriaco, ma no, come ti permetti? E si esplosa la terza guerra mondiale. E questo è per dire come queste storie sono ancora vissute intensamente e molto spesso sono storie, si dice, storie di prima persona, cioè memorate sarebbe il termine tecnico, nel senso che la persona giura, nel senso ha vissuto la sua esperienza è quella, punto. L'ha visto o ci ha avuto anche a che fare con l'essere mitico. Allora, vabbè, quella lì è una gana, c'è appena stata una mostra alla Biblioteca Civica di Pordenone, una mostra sulle agane, discutibile a livello di paradigmi, diciamo, interpretativi, la gana come ipostasi della dea madre, ipostasi della natura, eccetera, eccetera, tutti miti, diciamo, che ci raccontiamo per spiegare queste storie. Abbiamo il Maciarul, che spesso ha il berretto rosso o un vestitino rosso, e poi c'è un serpente. Sopra c'è l'orco, vedete, l'orco è un gigante, vedete che c'è una rovina, vedete che c'è una crepa sulla strada. Questo è il terremoto del 76, parleremo di questo a breve. Allora, io adesso cosa ho fatto? Ho creato una specie di identikit. Vi ho detto il nome, vi ho detto cosa fanno, dove questi esseri sono attivi, nella casa, fuori, eccetera, eccetera. Di fatto ho fatto un po' quello che fanno i bambini, cioè prendono un album delle figurine, la figurina è la magna, la figurina è l'orco, eccetera, l'attaccano lì. Allora, gli esseri fantastici vivono ovviamente all'interno di un enunciato, cioè quando diciamo, la persona pronuncia una storia, l'essere fantastico si materializza. Se se ne sta zitto, l'essere non c'è, naturalmente. Allora è un enunciato di tipo linguistico, orale oppure scritto. Quello che si fa di solito è essenzializzare, si prendono i tratti di cui vi ho reso edotti e li si scrive di solito, per esempio, in un lemmario, cioè un dizionario dove la A sta per agana, B sta per qualcos'altro, M, magni, eccetera, eccetera. Io sfoglio e tutto contento mi trovo una descrizione di questo o quell'altro essere fantastico. Tutto questo è bellissimo, è pieno di dizionari di esseri fatati, folletti, che dir si voglia. Ma c'è un problema. Si semplifica tantissimo. Novella Cantarutti era estremamente interessata alle varianti, le cosiddette varianti, cioè quando io mi faccio la mia bella voce di dizionario, naturalmente devo scegliere cosa mettere dentro e cosa no.
Allora, è sempre, come dire, un fatto violento nei confronti delle storie. In realtà Novella Cantalutti sa bene che le storie si raccontano in molti modi e sono a volte dei modi che, come dire, non rispondono già all'idea che abbiamo. Frammentati, la tradizione orale è spesso frammentata e quindi questo approccio delle figurine dell'album dei calciatori è problematico, però è un approccio di cui sicuramente tutti avete sentito parlare. Allora, Novella Cantalutti sa anche bene che le tradizioni subiscono le trasformazioni sociali, diciamo. Lei si occupa, abbiamo parlato di un periodo dal 46 al 2000, dopoguerra, profondissime tradizioni, cambiamenti sociali. Il mondo agrario, diciamo, cessa di esistere o comunque subisce dei grandi colpi. Arriva la TV, la guerra ha sterminato tantissime persone, ci sono tante donne vedove. E la stessa tradizione, le stesse storie che si raccontano testimoniano tutti questi grandi cambiamenti. Allora nel 76 il terremoto, nel 76 Novella Cantalutti pubblica un articolo sulle tradizioni popolari connesse al terremoto. Una parte di questo articolo è sull'orco. Novella Cantalutti dice, nel 76 tanti giornalisti, tanti commentatori televisivi hanno connesso il terremoto all'attività che l'orco nel folklore, diciamo nella tradizione orale, fa. Detto altrimenti, come c'è scritto qua, l'orco produce i terremoti. Novella Cantalutti dice, che conosce bene la tradizione, dice, no, questo non è vero, non c'è nulla su questo. E considera, diciamo, questa tradizione come spuria. Forse voi avete sentito che l'orco può generare terremoti. In realtà non c'è nulla in tal senso. Quindi vedete come un evento ha creato sulla scorta di una reazione emotiva, diciamo, ha creato un nuovo tipo di storie. Allora, in realtà, così sfogliando, cercando, leggiucchiando, ho trovato un testo, per esempio, nella Carnia, per cui l'orco ride e i massi rotolano. Ora, l'orco ride, i massi rotolano, l'orco si muove, provoca un terremoto, forse non siamo così lontani, forse la tradizione può anche rispondere alle sollecitazioni della storia, mi chiedo. Comunque non c'è evidenza al momento che connette l'orco ai terremoti, ma questo per farvi capire come le tradizioni non sono immobili, non sono fossili, ma si muovono. Sono passati 50 anni in cui si dice che l'orco genera i terremoti. Questo è folklore? Direi di sì, ma è un folklore che non è quello che era. Vabbè, qui vi risparmio, ci sono studi sull'orco, in tedesco, in italiano, mio amico Tommaso Braccini, vabbè. Allora, le agane sono affascinanti. Vedete, aspetto, belle, hanno i piedi caprini. Se io trovo nel bosco una donna coi piedi caprini, io mi giro e vado via. Fatelo anche voi, nel senso che sono inquietanti, magari un po' pericolose. Mutaforma, si trasformano in bisce, in ramarri. Vivono vicino ai torrenti. Allora, non lontano da qui c'è la Val Colvera, il bus delle agane. Allora, anche Novella Cantalutti ha documentato tutte le tradizioni connessi a queste dell'Alto Magnaghese, diciamo. Lavano i panni di notte, possono essere benefiche o malefiche. Allora, le agane sono interessanti. Io ho parlato di agane al plurale, non di agana al singolare. Le agane possono essere concettualizzate come una società, come un gruppo sociale, cioè sono degli esseri fantastici sociali, vivono in gruppo, compiono delle attività umane, per esempio lavano e stendono i panni, ok? E quello che si vede se noi osserviamo le agane, di fatto sono come uno specchio, vediamo noi stessi, cioè noi siamo uomini, siamo umani e di fatto proiettiamo in un immaginario, in una geografia mitica, noi stessi e antropomorfizziamo, diciamo, tutto. Pensate, vi faccio un esempio così capite subito, la macchina non va, giro la chiave, cosa dico? Dai, vai, dai, forza, su, dai, vai. Ma la macchina ha le orecchie? La macchina ha un cervello? Ovviamente no. Ma noi lo facciamo, ci viene spontaneo, siamo fatti così, è proprio un imprinting, diciamo, antropologico.
e questi esseri mitici possono essere letti attraverso questo paradigma. Le agane sono esseri sociali, l'orco no, è un solitario. Io trovo l'orco, non trovo gli orchi, quindi vedete, si può creare un raggruppamento tra esseri solitari e sociali. È bello perché lei è stata la mia professoressa, adesso però in cattedra sono io. Sì. Allora, no, scherzo. Allora, vabbè, anche qui c'è letteratura sulle agane, questi sono 2 libri che ho letto un po' e recensito anche un po' di anni fa. Allora, prendeteli con le pinze, però comunque contengono un mare di informazioni. Perché con le pinze? Perché hanno sempre la grande dea, la grande madre, eccetera, eccetera. I Salvans e i Pagans. Questo è un altro di questi gruppi sociali. Di solito li si prende insieme, i Silvani e i Pagani. Sono attestati bene nella narrativa orale, ma anche nella microtoponomastica. Parlavo prima del bus delle agane, cioè la microtoponomastica per questi discorsi è fondamentale. Perché? Geografia mitica, noi proiettiamo queste storie, queste credenze sul territorio e rimangono radicate, ok? E si possono analizzare anche da un punto di vista geografico. Vabbè, allora sono vestiti di pelle, hanno tratti mostruosi, gli occhi rossi, di solito abitano luoghi lontanissimi dal consorzio umano, sono associati a rovine, possono essere siti archeologici o meno, anche il Maso in rovina da 200 anni, non necessariamente lì c'era qualcuno, qualche antica società. Hanno caratteristiche, si dice, plutoniche, custodiscono tesori, ci sono storie in cui la gente cerca di recuperare questi tesori, fallisce, ma sono anche predatori di donne e bambini. Allora, vedete come ricorda qualcosa di storico tutto ciò? Infatti, da tantissimo tempo i Salvans e i Pagans sono interpretati secondo, diciamo così, teorie molto razionali, evenemeristiche si dice, cioè si pensa che siano il ricordo sbiadito, leggendario di questo o quell'altro invasore o sconfitto di turno. Longobardi, Romani, Neanderthal, cacciati dall'Homo sapiens sapiens. Il ricordo sarebbe in qualche modo sopravvissuto per quanto riguarda queste creature. E Novella Cantarutti, ahimè, non è immune a questo tipo di pensiero, che è un pensiero, diciamo, molto così razionale, e lei come dire, si smentisce. In un saggio magari li ritiene Longobardi, in quell'altro li ritiene Romani. Capite anche voi che c'è una grande vaghezza interpretativa. Allora, i luoghi abbiamo già parlato. Novella Cantarutti ha scritto un libro sulle leggende connesse ai castelli o comunque alle rovine. C'è anche un bel video su YouTube, se siete interessati, sulle leggende dei castelli. Vedete, grotte, rovine, case, abbiamo già parlato del Maciarul, luoghi naturali e così via. L'arte del raccontare. Allora, quando, dove e come si raccontava? Allora, non mi ricordo con chi parlavo prima a proposito del filò. Vabbè, ecco, eri tu, sì, esatto. Allora, che cos'è il filò? Nelle lunghe sere d'inverno ci si trovava nella stalla. Perché la stalla? Perché c'erano le bestie, c'era caldo, si stava bene ed era spaziosa, quindi potevano starci parecchie persone. Allora, le famiglie, non la stessa, ma anche più famiglie si ritrovavano nella stalla e si passava il tempo facendo lavori domestici e raccontando. E perché no anche amoreggiando, nel senso i giovani potevano trovare un partner all'interno della stalla, perché magari non c'erano così tante occasioni, bisognava lavorare duro. Ricorrenze tradizionali, momenti di riposo, la vendemmia e così via, dove nella stalla, nelle cucine, nei luoghi di lavoro comunitario, nei cortili delle case, adesso i cortili ci appaiono silenti di fatto, ma erano vitali e palpitanti di vita, la gente si sedeva fuori e parlava, socializzava. Nelle osterie, Novella Cantarutti ci dice, mi sembra negli anni 70, dice le osterie non sono più quelle che erano una volta, adesso la gente entra, beve un thai, gioca a carte e va via. Una volta si raccontava molto di più, poi è arrivata la televisione ha catturato l'attenzione. Come? Trasmissione intergenerazionale, gli anziani che raccontavano ai giovani. Allora, quando ha scritto Novella Cantarutti, questo sistema era già profondamente cambiato, nel senso i suoi informatori erano già anziane, uso il femminile, tante donne vedove, che raccontavano ai nipoti, per esempio,
che venivano in estate, ritornavano a Navarons, per fare un esempio. La prima informatrice è sua madre, oppure, come dire, le signore della stessa classe di età o le zie. Novella Cantarutti si era trasferita poi per lavorare a Udine, tornava a Navarons e, diciamo, assorbiva queste storie, no? E quando aveva avuto 20 anni ha deciso di iniziare poi a documentarle, perché abbiamo detto che l'ha iniziato nel 46, è nata negli anni 20. Gli anziani sono importanti, però già la catena di trasmissione, che una volta era fluida, era già spezzata, ahimè. C'erano state in mezzo 2 guerre mondiali, pensate, c'era stato il fenomeno dell'emigrazione, tantissimi erano andati in pianura. Quindi non è più la stessa cosa che era solito essere. Esperienze personali, abbiamo parlato del serpente volante, ok? Ad Alpago, narrazioni a più voci, momenti rituali, le veglie funebri e così via. Allora, ho finito. Questa citazione è una citazione a proposito di una donna di Selva, ok? Qui non dico vicino perché Selva effettivamente è lontano, ma insomma siamo sempre a Chievolis. Cos'è successo? Nel 70, nei primi anni 70, la mamma di Novella Cantarutti si ammala. Una donna viene ad accudirla. Questa donna, Novella Cantarutti, scopre essere di Chievolis, di Selva di Chievolis, non la conosceva. Lei dice: ah, caspita, interessante, conosci delle storie? Ah sì, insomma, in modo un po' recalcitrante, poi via via è un processo che investe la memoria sempre, qua parliamo di memoria, la donna ha iniziato a raccontare. E lei dice, Novella Cantarutti commenta, questo è un saggio del 93 che è stato ristampato in questo libro, Novella Cantarutti dice, parla a proposito di questa donna, i conforti del benessere non possono né restituire le persone né sostituire i legami con i luoghi dove si è nati, non solo, ma dove si è sfilato un rosario di generazioni i cui grani espressi da terra e roccia, acqua e vegetazione sono incatenati col filo rosso del sangue e conclusi nell'ambito che i monti recingono, vegliati infine dallo spazio di cieli che essi lasciano aperto. Allora, vedete, un grandissimo lirismo. Novella Cantarutti era brava a scrivere. Qui emerge forse la Novella Cantarutti, diciamo, sì, poetessa, ecco. Sta parlando a proposito di questa donna, della memoria di questa donna che si apre con questo flusso di storie. Lei ha sempre avuto questa nostalgia per il suo paese, anche se questa donna viveva a Spilimbergo da tantissimi anni. No, da tantissimi no, ma da 10 anni a Spilimbergo. Ma questa donna ricordava il tempo caro passato a Selva di Chievolis. Vedete, qui si parla di sangue, quindi generazioni, si parla di natura, di ambiente, abbiamo detto prima. È tutto condensato, diciamo, in questa citazione. Attenzione, è una citazione contenuta in un saggio, diciamo, accademico. Quindi è interessante vedere questa apertura, diciamo, un po' lirica. Allora io vi ringrazio. Su questi temi, io ho scritto alcuni anni fa un articolo per il numero unico, diciamo, che celebrava il centenario della Società Filologica Friulana. Questo articolo lo trovate online gratis, nel senso che ho caricato il PDF. Se siete interessati a sapere di più su questi argomenti e molti altri di cui non ho detto nulla stasera, c'è una bibliografia consigliata, ho messo alcuni lavori, ma anche mi hai fatto notare, in effetti, come ho fatto a non pensarci, Tradizioni popolari in Friuli della Ciceri dell'82, edito per Chiandetti, ce l'ho a casa, ma non l'ho portato, non so perché. Se volete sfogliarli, sono qui. Forse li conoscete già, forse no. Valentino Osterman, quello lì è il grande classico per quanto riguarda l'inizio, diciamo, dello studio della cultura popolare in Friuli, è stato edito nell'800, questa è una ristampa degli anni 40, curato da un valente folclorista triestino, si chiamava Vidossi, e così via. Insomma, su questo possiamo parlare, ma io direi adesso mi fermo. Se avete delle domande da fare potete farmele. Innanzitutto, anzi per finire, vi faccio gli auguri di buon anno e di buon Natale, perché non so se ci rivedremo, e grazie di essere stati qui.
Ultimo passaggio, un breve video della dottoressa Lambiase per presentarvi il turismo delle radici. Buonasera a tutte e tutti, sono Cristina Lambiase, la coordinatrice regionale Friuli Venezia Giulia del progetto Italea, il programma del turismo delle radici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ringrazio le fasce per l'invito in questa particolare occasione presso il borgo di Chievolis, in cui c'è il convegno Il folklore, le credenze popolari, in occasione della bella manifestazione legata al borgo antico e al Natale, organizzata dalla SOMSI Chievolis. Il progetto Italea nasce anche per dare voce alle storie appunto dei piccoli borghi e dei piccoli territori da cui sono partiti i nostri immigrati, e lo fa coinvolgendo gli italo-discendenti sparsi in tutto il mondo, circa 80 milioni, attraverso una rete capillare su tutto il territorio nazionale di servizi studiati esclusivamente per loro, per aiutarli a ricostruire la storia e la memoria della loro famiglia, a ritrovare i luoghi dove sono nati, cresciuti, dove hanno vissuto i loro avi, a ritrovare, a radicare quelle radici identitarie per la loro vita. Il progetto Italea è un progetto è un programma in cui il Ministero ha creduto fin dal primo tavolo tecnico nel 2018. Importanti sono i risultati che abbiamo ottenuto e stiamo ottenendo e che avremo in futuro, ma non penso che sia questa l'occasione per discuterli e di illustrarli, anzi mi permetto di chiedere al caro Presidente Gino Gregoris di condividere i miei dettagli di contatto qualora aveste piacere di avere più informazioni, però prometto di passare e di trovarvi e di incontrarci presto. Permettetemi in questa occasione di anche rivolgere a voi e alle vostre famiglie i più calorosi auguri di buon Natale e di lieto inizio 2025. Grazie, buona festa e buon convegno. Mandi.